venite in mezzo. associazioni qua, bersaglieri presenti. No, no, che c'è? Scendete, venite un po' avanti, dai.
Oggi, 19 marzo, commemoriamo presso il Museo Storico Militare Vidotto i bersaglieri caduti in tutte le guerre e missioni operative e inoltre il ritrovo dei componenti della fanfara del luogotenente Miele che hanno militato presso il 27° Bersaglieri Damiano dell'11° Reggimento. Italia, patria, alle volte sono nulla più che parole pronunciate, magari anche a cuor leggero. Ben altra cosa è assaporarle in tutto il loro significato più profondo, viverle in prima persona, in maniera concreta, per capire quali grandi valori sottintendono. È un'esperienza bellissima quella di viverle, che si rinnova in ogni occasione di incontro alla Casa del Bersagliere di Jesolo, nell'ambito della struttura che comprende il Museo Storico Militare Vidotto. Ma Italia, patria, stellette hanno anche altri significati. È ormai acclarato, ad esempio, che le amicizie che nascono sotto la naia possono in genere durare tutta una vita e si manifestano anche con grande solidarietà, entusiasmo condiviso, piena vicinanza ai comuni ideali. Un esempio concreto fra i tanti e sicuramente illuminante il raduno dei fanfaristi dell'11° Reggimento e del 27° Battaglione, entrambe unità dei bersaglieri che una volta all'anno si riuniscono qui, appunto, alla Casa del Bersagliere, dopo aver lasciato il servizio militare attivo molti anni prima. Quest'anno il raduno raggiunge la 21ª edizione, che già di per sé è un traguardo di rilievo. Inoltre, questo ci consente nello specifico ricordare le migliaia di fanti piumati che hanno immolato la propria vita per la patria e all'ammirazione per quei bersaglieri che tuttora continuano a operare nei vari teatri esteri, nei quali sono impiegati, in azioni che vengono chiamate missioni di pace, ma in realtà sono spesso fatte anche di combattimenti veri e propri, e anche in questo caso di caduti. Queste attività hanno fatto sì che nell'agosto del 2015 la Regione Veneto ha concesso il patrocinio e il riconoscimento di interesse storico locale al museo per aver ideato e organizzato escursioni e visite didattiche, mirate alla scoperta del territorio e alla conoscenza di questi importanti avvenimenti storici. Il museo conserva varie testimonianze di vita quotidiana, riviste d'epoca, lettere, documenti privati e oggetti di uso comune, riconducibili tanto alla vita civile quanto alla vita militare. Occasione per sperimentare la vita dei soldati e comprendere come la guerra abbia mutato il paesaggio e l'esistenza delle persone. Presso il museo vi è una sala conferenze per i gruppi che organizzano sessioni di storia. Infatti ieri sera è stata tenuta una conferenza storica sui bersaglieri in operazioni della Grande Guerra, nelle altre nazioni coinvolte tenuta dal generale di divisione Luigi Scollo, con il supporto dell'artista Pietro Compagni, storico di uniformologia. Sono schierati i labari dell'associazione Bersaglieri, i labari e le bandiere delle associazioni consorelle, le autorità civili e militari e ufficiali e i sottufficiali in quiescenza. Il direttore del museo, cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, dà un cenno di benvenuto agli ospiti. Gentili ospiti, buongiorno a tutti quanti. Innanzitutto alle autorità militari, civili e a tutta la popolazione, comprese le bandiere innanzitutto.
all'onorevole Pradaviera, al mio vice sindaco Rugolotto, al vice sindaco Di Meolo, all'assessore di Sagareda, al vice sindaco di Paramaggiore e all'assessore di Musile di Piave, ai comandanti della stazione dei Carabinieri di Jesolo, in rappresentanza del signor Tenente della Guardia di Finanza, il nostro maresciallo, il primo maresciallo per la Capitaneria di Porto e il vice comandante della Polizia Locale, nonché il rappresentante della base logistica dell'esercito di Cavio dal nostro maresciallo Corrado e dal mio comandante l'11° Reggimento Bersaglieri, il signor colonnello Colaiacono, accompagnato dal tenente colonnello Secco dell'11° Reggimento Bersaglieri. Saluto anche appunto i predecessori, i comandanti, il quale il colonnello Di Miele, il generale Alessandro Guarisco, che lo vedete quest'anno non più in divisa, ma anche lui è arrivato a quella sognata quiescenza, e al generale Scollo già nominato. Come pure saluto tutti quei vecchi, diciamo, ufficiali e sottufficiali di corpo, cominciare dal Morciano al Pastore, al Brunno e a tutti quanti. Sono onorato di avere appunto i due gonfaloni, ma in particolar modo il nostro di Jesolo, che ci onora e onora tutti quanti nel portare rispetto in questa alza bandiera, come pure ringrazio appunto la sensibilità appunto anche di Musile di Piave, tutte le associazioni e tutti quanti. Ecco, questo è il mio saluto. Sì, certamente, il microfono di Meolo, sì, indubbiamente, scusatemi. Ecco, questo. Facciamo una seconda. Ok. Mi danno ordini, vedete che anch'io cerco di stare. Adesso proseguiremo all'alza bandiera. Grazie a tutti intanto. Si procede all'alza bandiera. Rendiamo omaggio ai caduti in tutte le guerre e nelle varie missioni, in special modo ai bersaglieri. Preghiera per i caduti e per le vittime della guerra. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e delle violenze.
che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati coperti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore, più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione, sia in guerra o al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme, senza confini di popoli, alleanze e religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Prende la parola l'onorevole Frataniera. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, è un onore partecipare a questa giornata. Il ringraziamento in primis al signor Vidotto, a tutti i suoi collaboratori, a tutta la sua famiglia e anche alle famiglie dei suoi collaboratori. Un saluto alle autorità civili e militari e un saluto ancora più affettuoso a tutti i rappresentanti delle associazioni qui presenti. È innegabile che questo sia un giorno importante per la nostra comunità, ma era ancora più importante per il momento che stiamo vivendo. Permettetemi di portare qualche considerazione personale, spuria ovviamente da considerazioni di tipo politico, però credo che sia innegabile oggi considerare che stiamo vivendo un momento difficile per tutti noi, per la sicurezza della nostra comunità, per la prospettiva del futuro delle nostre famiglie. Siamo in un momento in cui stiamo celebrando in questi anni il centenario della Grande Guerra, stiamo celebrando tra pochi giorni, tra una settimana, il 60° anno del Trattato di Roma, stiamo celebrando il 70° anniversario del Trattato di Osimo, che ha posto fine, diciamo per così dire, però ha segnato una pagina importante del confine orientale in cui noi abitiamo e comunque ha avuto delle influenze importanti. E tutti questi anniversari dovrebbero ricordarci che quella storia, la nostra storia, dovrebbe farci riflettere su quello che può essere, dovrebbe essere il nostro futuro. Un futuro che è sicuramente incerto, non solo per le situazioni economiche, ma anche per le situazioni geopolitiche che siamo costretti in qualche maniera come Paese anche a subire, data la nostra posizione baricentrica nel Mediterraneo e nella Mitteleuropa. A poche ore di aereo da qui accadono fatti indicibili che non possono rimanere oscuri e che non possono lasciarci sicuramente indifferenti, soprattutto a chi come me da giovane dovrebbe impegnarsi quotidianamente sull'interrogarsi sul futuro da intraprendere, sulle scelte da non trascurare.
Dico questo perché voi rappresentate una fetta importante della nostra comunità, una comunità che è fatta di persone, una comunità che ogni giorno è costretta a confrontarsi con delle scelte che sono molto al di sopra delle nostre teste, le scelte di politica geopolitica, ad esempio di Trump, che sta rimettendo in discussione l'Alleanza Atlantica e la NATO, e che innegabilmente, proprio perché stiamo celebrando i 60 anni dalla Costituzione dell'Unione Europea, dovrebbero farci riflettere quando giganti del mondo come Cina, India, i già richiamati Stati Uniti e la minaccia nucleare che non è mai sopita, ricordiamo i fatti delle ultime ore della Corea del Nord e della sua minaccia, dovrebbero indurci in un processo di maggiore integrazione che io auspico, ad esempio, nel modello dell'esercito unico europeo, proprio per non essere gli ultimi o essere troppo divisi tra beghe e interessi che sono solo localistici, ma che appunto non si rispecchiano dal mio punto di vista in quella che è la direzione del mondo, in cui noi siamo ancora come paese, come comunità nazionale, tra i leader mondiali per la produzione di armamenti, ma che non siamo, posso affermare, tra i leader mondiali invece la nostra dotazione di armamenti. Ecco perché è necessario rivedere anche in funzione militare il nostro impegno in Europa per ridarci una prospettiva. Io ringrazio nuovamente ancora tutti, il mio vuole essere un appello a guardare in avanti, a riguardare alla nostra funzione di uomini inseriti in comunità, impegnati nelle nostre comunità per costruire il futuro che abbiamo davanti ai prossimi 100 anni, memori dei 100 anni che ci lasciamo alle spalle. Grazie. Do il benvenuto anche al comandante che si vuole accomodarsi, anche lui il comandante Caruso. Grazie. Prende la parola il vice sindaco, professor Roberto Rugolotto. Grazie, do il benvenuto in nome del sindaco e dell'amministrazione comunale di Jesolo in questa terra iesolana. Questa terra che ospita noi oggi e che ospita tante persone che vengono oggi in pace a godere delle meritate ferie o anche a lavorare per la quotidianità della loro vita. Abbiamo vissuto stamattina sotto alcuni simboli. È un simbolo la bandiera che abbiamo issato, sono un simbolo i labari, sono un simbolo i gonfaloni dei comuni, è stato un simbolo anche aver percorso le strade oggi di questa città, ma credo ci sono tante occasioni per camminare sulle strade delle nostre città venete, delle nostre città d'Italia. Sono simboli, cioè rappresentano un pensiero, rappresentano un ricordo, ma soprattutto lo sono un impegno. In questa terra che il signor Vidotto con la sua iniziativa ha voluto anche accogliere monumenti che ricordano persone, perché lì sono scritti i nomi di persone, quello che abbiamo qui davanti, in altri monumenti che sono qui onorati. Ecco, monumento, lo dicevo anche qualche tempo fa, ha un significato preciso, proprio nel suo termine, nell'etimologia. Significa ricordare, ma è anche monito, cioè impegno nella quotidianità. Fatto bene l'onorevole Trottaviera a ricordare quelli che sono gli eventi importanti, quegli eventi che molte volte riteniamo avvengano sopra le nostre teste, sopra anche a volte i nostri voleri, le nostre aspirazioni e le nostre convinzioni. Io vorrei che
questi nostri valori, questi nostri simboli e che diventassero testimonianza. Testimonianza quotidiana, anche questo avverbio, il quotidiano, molte volte è usato in modo così superficiale. Quotidiano significa, ed ecco che la parola monumento ci viene in soccorso, significa ricordare e impegno di trasmettere. Ecco, io credo che queste giornate, anche questa di oggi, ci impegni poi a trasmettere quello in cui crediamo, quello nel quale desideriamo essere protagonisti, e cioè quelli di un mondo, di un tempo, di una condizione di miglior vita possibile. E la miglior vita possibile è quella quando alle famiglie, quando alle persone è data l'opportunità di lavorare, di godere della salute, la maggior salute possibile, e quando è possibile avere un'abitazione, e quando è possibile, come si dice anche dalle nostre parti, mettere insieme il pranzo con la cena. Ecco, io credo che se noi torniamo a casa e traduciamo questa nostra presenza qui oggi in una testimonianza, in un racconto ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nipotini che ci aspettano magari per condividere qualche tempo della loro giornata, perché con loro è giusto che siamo al servizio delle famiglie, dei loro stessi. Ecco, mi piacerebbe che questo diventasse davvero l'impegno che ci assumiamo oggi, come tutte le domeniche in cui siamo ospiti qui del museo storico e di questa terra del museo, e cioè quello di raccontare e di trasmettere quello in cui crediamo, che sono le cose della vita di tutti i giorni, che sono il rispetto per il lavoro, il rispetto per le persone, il rispetto per la pace che desideriamo e che vogliamo, difendendo il nostro territorio certamente, difendendolo da quello che viene ad intromettersi in questa nostra naturale convivenza. Ecco, la convivenza, credo che questa è l'arma che noi abbiamo, l'arma che le nostre comunità, rappresentate qui oggi da alcuni e da tutti i gonfaloni delle nostre città, sia quella di vivere davvero con comunità di intenti, con comunità di aspirazioni e con comunità di azione. E in questo coinvolgiamo i nostri ragazzi, i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi grazie della vostra presenza, grazie al Cavaliere di Donne. Grazie Vice. Prende la parola il comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri. Saluto i gonfaloni, saluto le autorità civili oggi intervenute, colgo l'occasione per salutare anche tutti i comandanti dell'11° Bersaglieri che mi hanno preceduto alla guida di questo glorioso reggimento, alcuni dei quali mi hanno anche formato militarmente. Essere qui è veramente un grande piacere. Io l'anno scorso ho mancato perché ero impegnato in operazioni sul territorio nazionale, nell'operazione di Strade Sicure, quindi che è stata ricordata anche dall'onorevole come qual è l'impegno della Forza Armata, ero incardinato. E quindi ho subito queste prime ore, questa giornata, appena ci siamo incontrati, ho subito assaporato qual è lo spirito con cui vengono vissute questi incontri. E denoto subito da voi, da parte di tutti quanti, una grande passione per la specialità, una grande passione per il corpo. Recentemente, venendo qui, pensavo ad una visita che ho avuto recentemente da un'altra autorità della Forza Armata che accompagnava un ufficiale britannico, un ufficiale inglese. E come tutte le visite hanno inizio con il saluto alla bandiera di guerra del reggimento. In questa occasione ci siamo soffermati un po' di più su quella bandiera di guerra dell'11°, perché vista la curiosità anche dell'ufficiale di sapere le motivazioni di ogni decorazione. E questo vi voglio condividere quella che è la mia sensazione, perché essere lì presente, fare un racconto molto dettagliato di come il reggimento ha avuto queste decorazioni, ha colpito anche me. E questo per dire che in momenti come questi, come quelli che lo ringrazio, il Cavaliere Franco Ridotto organizza
ci fanno stare vicini ad una forza armata, fanno stare vicini ad un reggimento. E il reggimento oggi più che mai ha bisogno di sentirsi vicino ad appassionati, a associazioni che fanno il bene della nostra forza armata. Quindi grazie veramente di cuore per tutto quello che fate. Tante volte mi sono chiesto, chiedo scusa se parlo troppo dell'11°, ma lì mi si ricorda che oggi è una giornata dedicata all'11° Reggimento Bersaglieri ed è una giornata dedicata ai tutti i caduti e in particolare ai nostri bersaglieri. E tante volte mi sono chiesto quanti fossero i nostri caduti ed è una risposta che non è facile, non sono riuscito mai a quantificarla e probabilmente non ho avuto mai il tempo di andare così in fondo. Una cosa sono certo è una cosa che è un dato che sono riuscito a trarre: qual è la generosità del bersagliere. Quando ho visto cadere uno dei miei uomini, il maggiore La Rosa, Giuseppe La Rosa, che ha avuto le dipendenze dirette, guardare quel suo gesto, guardare come lui si sia sacrificato per salvare degli uomini, mi fa capire che ancora oggi ci sono uomini disposti a perdere il bene più prezioso, la vita, per salvare i propri uomini. E quindi vi chiedo scusa se un pensiero particolare lo rivolgo proprio a Giuseppe La Rosa. Non mi rimane che ringraziarvi a tutti quanti per la vicinanza che avete sempre per la società. Grazie a tutti, viva i bersaglieri, viva l'Italia. Grazie comandante. Ecco, quello che avete visto vicino, che ho voluto portare vicino al comandante, è uno degli ultimi che ha fatto la guerra con l'11° Reggimento Bersaglieri, e questo è il nostro portabandiera Vesillo, che viene dal Friuli, ma è un italiano dell'11° Reggimento Bersaglieri, e io sono orgoglioso di appunto averlo come amico, perché è come un papà, perché è vecchio come mia povera madre, ma è una bandiera, come ha detto il signor comandante, ecco, che volevo unire il passato, che speriamo non arrivi mai, e a quello che voi fate. Grazie signor comandante, grazie fratello. Grazie. Prende la parola il direttore del Museo Storico Militare, il cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto. Sì, prima vorrei porgere un ringraziamento anche a questo amico che da distante è un comandante anche lui, è stato un comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri. Carissimo Franco, come forse saprete mi trovo in terra d'Africa con, scusatemi, la vecchiaia, con l'onoroso compito di sostenere insieme ai miei collaboratori la nostra bandiera e la nostra nazione, che ha deciso di impegnarsi direttamente nel supportare questa terra martoriata. Vi prego di portare il mio affettuoso saluto a tutti i convenuti, un saluto particolare a tutti coloro che hanno prestato servizio nelle fila dell'11° Reggimento e a tutti i bersaglieri. Il mio cuore cremisi mi fa essere idealmente con voi. Siamo bersaglieri, siamo forti e fieri. Quis ultra. Generale Fabio Polli. Io chiedo scusa se ho tralasciato qualcuno, credo di no, dico vi ringrazio tutti quanti e chiedo scusa se appunto ho fatto qualche mancanza, ma fa parte dell'essere umano. Ci siamo ritrovati in questo luogo, come ormai viene da oltre 20 anni, a commemorare i nostri fratelli bersaglieri caduti ieri nelle guerre e oggi nelle operazioni internazionali. Inoltre sono qui presenti come costola nata da questa commemorazione i bersaglieri che negli anni hanno servito la patria nella fanfara del 27° di Damiano e nell'11° Bersaglieri, diretti dal luogotenente Miele, che da quest'anno è in quiescenza.
A tutto questo aggiungo i ringraziamenti alle associazioni che ogni anno vedo volentieri sempre più numerose, e quest'anno ne ho viste da lontano. Ringrazio Lumezzane e appunto Brescia, Trieste e tanti altri, perché noi celebriamo lo spirito bersaglieresco e non Franco Vidotto. E quindi, con gli onori sul Piave e con il ricordo presso i nostri monumenti, abbiamo sancito il nostro grazie ai nostri martiri. A conclusione, vi ringrazio della vostra presenza e auguro a voi e alle vostre famiglie una buona festa del papà. E con l'occasione porgo anche i miei migliori auguri da estendere alle vostre famiglie di una Santa Pasqua. Grazie e arrivederci al prossimo anno. Nel ringraziare tutti gli intervenuti, le autorità civili e militari e gli ospiti, a nome del direttore porgo un particolare saluto alle associazioni d'arma e combattentistiche intervenute. Viva sempre Bersaglieri, buon proseguimento di giornata. Ecco, adesso intanto che la fanfara, prima di rompere le righe, facciamo fare una suonata e poi vi potete accostare, che qualcosa i miei collaboratori hanno preparato per chi rimane. Poi ci sarà una nota di servizio. Sui volantini, sulle informazioni avevo messo Casa Paloma. Per chi conosce la zona di Jesolo, arrivare non è più come l'anno scorso al centro commerciale, ma il ristorante si chiama Il Mangione ed è in piazza Aurora. Per chi conosce, arrivato in piazza Aurora al semaforo, a destra 50 metri c'è il ristorante. Abbiate la cortesia, sono stati preparati i tavoli con numero, abbiate un attimo di collaborazione che ci sediamo tutti in buona compagnia. Per chi non conoscesse la strada, io dopo ho fatto anche delle piccole mappe, comunque tenete in mente via Gorizia numero 8, oppure qualche mia macchina vi accompagnerà per darvi, diciamo, la giusta direzione. Ecco, Fanfara, ci fai sentire prima di rompere le righe? Una variata magari? Chiedo troppo? Se avete ancora un po' di pazienza, appunto. Allora, se volete appunto accostandovi, portiamoci, intanto vi saluto.